Oggi anche la vostra testimonianza, i coniugi Ferro, per ricordare purtroppo quello che è successo tantissimi anni fa a Raffadali. Per noi è sempre attuale il dolore, non è mai finito, anche se sono passati diversi anni. Ma vedendo che la cosa sempre diventa più tragica in tutta Italia, in tutto il mondo, ci sentiamo obbligati di aiutare un pochino questa società che sta prendendo una brutta piaga, e vorremmo essere di aiuto a questi giovani, a tutti questi uomini che veramente stanno commettendo un orrore, veramente. Vorremmo già aiutare da piccolini i ragazzi che possano capire l'importanza del rispetto verso la donna soprattutto, ma anche di tutti i tipi di violenza che ci sono. Ecco, siamo qua, io mi sento in missione per quanto ho tempo, e lo posso anche dedicare a questa missione grande, che possa essere di supporto e di aiuto. Sì, io volevo dire che le istituzioni stanno facendo pochissimo, tutti ne parlano, ma non si va ad agire seriamente contro queste assassine. E per fermare queste assassine ci vuole la certezza del carcere a vita, solo questo. Oggi una testimonianza qui proprio davanti alla chiesa del villaggio Peruzzo. L'Istituto Rita Levi Montalcini oggi qui al villaggio Peruzzo, alla chiesa di San Pio, per una giornata contro la violenza sulle donne. Sì, anche oggi qui vogliamo celebrare e rinnovare il nostro invito contro la violenza sulle donne con un no molto forte. Già precedentemente, la scorsa settimana, abbiamo svolto questa manifestazione al plesso centrale e oggi con i ragazzi del plesso del villaggio Peruzzo stiamo dicendo ancora una volta no alla violenza contro ogni forma di femminicidio, contro ogni forma di violenza nei confronti di ogni persona. Abbiamo stamattina concordato con il comitato di quartiere questa bella esperienza alla quale stanno partecipando tutti gli alunni dei vari plessi del villaggio Peruzzo, con la stragrande maggioranza dei loro genitori presenti e con la partecipazione pure dei genitori di Antonella Ferro, una mia ex concittadina che è stata barbaramente uccisa un ventennio fa. Questa testimonianza che vogliamo dire no veramente forte, deciso alla violenza. Sì, è un momento importante per i ragazzi, anche per i grandi. Questa testimonianza di queste coppie, di questa famiglia colpita gravemente come tante altre, è stata molto bella, significativa, profonda, e ha saputo dare un messaggio fondamentale, quella di stare accanto ai bambini che crescono, perché da lì si parte nel rispetto, nell'imparare ad ascoltare, a rispettarsi reciprocamente, e quello che si impara bene a casa diventa vita. Quando a casa si vive da soli, o i bambini crescono da soli per tanti motivi che non voglio qui elencare, evidentemente dovendo affrontare i problemi da soli non sempre trovano la via giusta, e purtroppo potrebbe essere anche quella più drammatica. Quindi l'invito di questa coppia che ha sofferto la perdita della propria figlia è stata proprio questo, non solo ai bambini per rispettarsi, ma ai genitori di accompagnare i propri figli. Ma io mi permetto di dire non solo i maschietti, ma anche le femminucce, i bambini e le bambine vanno accompagnati sempre, devono sentirsi proprio accanto l'affetto, l'amore, la fermezza, la dolcezza dei propri genitori, che li fa crescere nel bene e nel rispetto degli altri. Anche il comitato di quartiere del villaggio ha ritenuto importante mobilitarsi oggi insieme alla scuola del villaggio e alla chiesa in questa manifestazione contro la violenza sulle donne. Esattamente, oggi il villaggio Peruzzo, in rappresentanza appunto del comitato di quartiere per il villaggio Peruzzo, ha voluto essere partecipe a questa manifestazione in collaborazione con la scuola, perché proprio la scuola formata appunto da piccoli e da meno piccoli, un po' più grandicelli come la scuola media, sono gli uomini di domani, le donne di domani, ed è per questo è fondamentale investire la scuola, la famiglia, dove è necessario impartire i valori fondamentali
della nostra società, perché sappiamo bene che i ragazzi hanno bisogno di conoscere quelli che sono i valori del rispetto, dell'uguaglianza di genere. E il comitato di quartiere del Villaggio Peruzzo con la panchina rossa simboleggia appunto questa vicinanza a questo tema fondamentale che oggi più che mai è reale e presente nella nostra società. Perciò diciamo no alla violenza, no al mancato rispetto, sì all'amore e all'uguaglianza di genere.